gloria a te, Signore Santo. Signore, vogliamo adorarti con tutto il nostro cuore, Signore. Abbiamo innalzato il tuo santo nome perché tu sei degno di essere lodato, onorato, ringraziato, riverito. Nessuno è come te, Signore, né in cielo né sulla terra. Tu sei il Signore dei Signori. Tu sei Gesù il Santo, colui che per amore si è offerto a noi. E per questo grande amore noi siamo qui, alla tua presenza, perché tu ci hai chiamato. Nessuno, tu hai detto nessuno viene a me se non glielo concede il Padre. Quindi noi ringraziamo il Padre, perché il Padre ci ha attirato a te, Gesù. E vogliamo ringraziarti, Gesù, per quel dono d'amore che hai messo dentro di noi, perché grazie all'amore che tu hai profuso dentro di noi veniamo a te per innalzare il tuo santo nome, per innalzarti quale Re, come Re, perché tu sei il vero Re.
della gloria e dell'onore, Signore, sei santo. Vieni col tuo spirito, Signore, passa. Passa, Signore. Col tuo spirito vieni. Oh santo tra i santi, glorioso. Vieni, maestà. Riempici di te, Signore. Vogliamo respirare la tua presenza, vogliamo i polmoni spirituali pieni della tua presenza. Oh Signore, passa. Scendi su di noi, Signore, come colomba. Vieni, Signore, posati su di noi come fuoco. Accarezzaci, Signore, come un vento dolce. Tocca la nostra anima nel profondo. Col sangue dell'agnello lavaci. Vogliamo essere santificati in questo momento, in questo giorno dalla tua presenza. Col sangue dell'agnello lavaci, Spirito Santo. Vieni a lavarci in quel lavacro santo che ci ha liberato dalle catene della morte, che ha sciolto i legami del peccato. Vogliamo, Signore, cantare con tutto il nostro cuore, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra mente, la tua maestà nella nostra vita, il tuo splendore nella nostra esistenza. Spirito Santo, vieni, Signore. Invoca lo Spirito Santo nella tua vita in questo momento. Vieni, Spirito Santo. Non c'è niente di più grande, non c'è niente di più meraviglioso, non c'è niente, Signore, che io voglia in questo momento se non lo Spirito Santo in me. Vieni su di noi, vieni su di noi, vieni su di noi, Spirito. Il tuo cuore, perché è qua lo Spirito Santo, è qua la sua presenza. Io lo sento, senti anche tu la sua presenza. Tutto il cuore, alzo le mie mani al cielo per toccare le tue vesti. Ti adorerò, oh sì, io ti adorerò. Alzo le mie mani al cielo per toccare il tuo cuore. Io ti adorerò insieme a tutta la creazione, le mie mani alzo al cielo. Ti adorerò, oh Dio, io ti adorerò. Ed il mio cuore e le mie mani si alzeranno
lasciamoci andare all'unzione dello Spirito Santo. Fatti riempire di Spirito Santo, fatti riempire adesso, in questo momento, Vieni, Signore, lasciati, vieni, abbandonati col tuo nelle sue Spirito. mani. Invoca il mio nome, dice il Signore, perché sul mio popolo, Yoshua, sul quale è invocato il mio nome, c'è la salvezza. Yoshua, Mashiach. Vieni Gesù, Gesù, Gesù. Yoshua Mashiach. Oh Gesù Santo, vieni. Alleluia, 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 gloria, gloria, gloria. Sia glorificato il nome dell'Eterno, il Signore il Santo, benedetto Signore, nella lode del tuo popolo, nella lode del tuo popolo, nella lode del tuo popolo, tu dimori, Signore. Quando il tuo popolo ti adora, tu dimori. Spirito Santo, vieni a preparare i cuori. Amen. Elementi, Signore. Liberaci da ogni confusione, da ogni sconcentrazione, da ogni disturbo, da ogni pensiero deviatore. Vieni, Signore, vieni Spirito Santo a concentrare le nostre menti e il nostro cuore nella parola viva, la parola pronunciata da Gesù stesso. Alleluia, gloria. Grazie, Signore. Amen. Grazie Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide:
dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. Alleluia. Quindi oggi parliamo del risveglio. Il titolo di questo intervento è Io non mi voglio svegliare. E leggiamo Matteo 13,18. Voi dunque intendete la parola del seminatore. Scusate, è Matteo 13, versetto 18, e poi passa al versetto 22. Matteo 13, 18. Voi dunque intendete la parola del seminatore, del 22. E quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola. Ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola, ed essa diviene infruttuosa. Quello invece che riceve il seme della buona terra è colui che ode la parola, la comprende e porta frutto, e produce uno il 100, uno il 60, un altro il 30. Amen. Dì alla persona accanto a te, produzione. Amen. Allora, siccome sabato scorso questa parola mi è piaciuta, la volevo un pochino approfondire con voi e quindi prendere il discorso del risveglio spirituale. Perché non c'è il risveglio spirituale? Quindi abbiamo detto che le sollecitudini corrispondono ai problemi di questo mondo. Però è strano che Gesù mette sollecitudini e ricchezze. È il mio cellulare. Mette le sollecitudini e le ricchezze nello stesso versetto come se fossero la stessa cosa. E quindi ho chiesto, Signore, ma che vuol dire ricchezze e sollecitudini nello stesso? Perché se voi ci fate caso, non hanno niente a che vedere. I problemi di questo mondo con le ricchezze di questo mondo sembrano due cose completamente fuori dal mondo. In realtà c'è un nesso. Gesù non è che ha messo queste cose così, non è che le ha pensate, le ha sparate, ma le ha ragionate, perché lui conosce il mondo e sa come vanno le cose fin dai tempi di quando l'ha creato il mondo. Amen? Quindi la persona accanto a te, Gesù ha creato il mondo. C'era pure lui, non ce lo scordiamo. Quindi le ricchezze sono la falsa sicurezza per risolvere problemi. Avete capito? Quindi se ci sono i problemi, la prima cosa che fa una persona, che cos'è? Cercare di risolvere i problemi con delle sicurezze materiali, che sono le ricchezze. Se voi ci fate caso, quelli che hanno più soldi si sentono più sicuri. Perché danno sicurezza, ma ci manca sempre. Chi è che non vuole nel conto 10-15 mila euro per stare sicuro? Tutti li vogliamo. Ci dà una certa sicurezza avere nel conto bancario qualcosina. Ma queste qua Gesù le mette insieme e dice: guardate che sono una falsa sicurezza. Perché è vero che può essere che eliminano le paure, ma non elimina il pericolo. Non è che avere 10.000 euro elimina tutti i pericoli. Perché sappiamo che un giorno può arrivare l'angelo della morte e non guarda nessuno in faccia. Abbiamo avuto testimonianza in questi giorni. Quindi può avere tutto quello che vuoi nel conto corrente. Rilascia chi viene dopo di te. Non hai fatto niente nella vita. Quindi Gesù mette queste due cose insieme perché sono tutte e due pericolose. La paura, abbiamo detto tante volte, la paura dei problemi, quello che c'è davanti a noi, abbiamo parlato all'infinito, sono cose che turbano il nostro cuore e ci frenano spiritualmente. Ma le false sicurezze, cioè le ricchezze di questo mondo, di la persona accanto a te, false sicurezze, sono un problema per la parola di Dio, perché noi così non ci affidiamo alle sicurezze vere. E qual è la sicurezza vera? Il seme che viene buttato sulla terra, cioè la parola di Dio. Tant'è che quelli che hanno ricevuto il seme, quindi non hanno il pensiero dei problemi di questo mondo e neanche si sentono sicuri con tutte le ricchezze che hanno a casa, riescono a recepire la parola di Dio. E vi dirò di più, questo, mentre le ricchezze e le sollecitudini rappresentano le spine, quindi qualcosa cresce con le ricchezze, io non dico che non cresce niente, crescono spine e rovi, al massimo ti puoi mangiare le more, va bene? Però non dà frutto. Le spine e i roveti non ne danno frutto.
soffocano invece il frutto. Perché poi alla fine Gesù dice: quello che invece ha ricevuto il seme nella buona terra è colui che ode la parola, la comprende e porta frutto. Dì alla persona accanto a te: porta frutto. Come? Porta frutto, e produce uno il 100, uno il 60 e un altro il 30. Quindi questo atteggiamento in realtà non provoca ricchezza, provoca povertà. Il fatto di avere meno preoccupazioni grazie alle sicurezze di questo mondo in realtà porta impoverimento nella nostra vita e paradossalmente porta impoverimento nella nostra vita a livello spirituale, ma anche a livello materiale. Diventiamo tirchi e non spendiamo un centesimo perché dobbiamo avere quella sicurezza sempre là. Capite? Diventiamo poveri. Proverbi 24:30. Sono passato presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno. Ed ecco, dovunque crescevano le spine, i rovi ne coprivano il suolo e il muro di pietre era crollato. Osservando ciò riflettei attentamente da quel che vidi e ne ricavai una lezione. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le braccia per riposare. Così la tua povertà verrà come un ladro e la tua indiligenza come un uomo armato. Quindi, vedete che indigenza come un uomo armato. La povertà ci viene addosso nella misura in cui abbiamo tutte le sicurezze di questo mondo e diventiamo pigri. Diventiamo niente facenti spiritualmente, naturalmente sto parlando, ma è ovvio che Proverbi parla di cose materiali. Prende un esempio umano e ce lo fa vedere spiritualmente. Se noi diventiamo pigri spiritualmente, noi non produciamo niente. La nostra casa viene rovinata. Spiritualmente noi decadiamo. Possiamo essere i più bravi oratori di questo mondo, le più brave persone di questo mondo, ma spiritualmente noi non produciamo niente, diventiamo poveri. E prima o poi questa indigenza ci verrà addosso. Le vere ricchezze sono quelle del cielo. È il seme della parola di Dio. Ma qua non stiamo parlando di cose materiali, stiamo parlando di cose spirituali. Se noi vogliamo un risveglio, noi abbiamo bisogno della parola di Dio, noi abbiamo bisogno di sradicare tutto quello che soffoca la parola di Dio. Tutto quello che sono spini e rovi, noi dobbiamo toglierli dalla nostra vita, perché non possiamo aspettare che uno si alza perché deve risvegliarsi e tutti gli altri devono accodarsi a lui in maniera passiva. Non funziona così. Perché se io ho il risveglio ce l'ho per me, potrei essere anche bravo a coinvolgere qualcuno, ma chi è pigro, e stiamo parlando di pigrizia spirituale, non ne trova motivazione. Quindi dobbiamo essere motivati. Efesini 5,14 dice: perciò la scrittura dice: risvegliati o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Non c'è risveglio in una chiesa se non siamo tutti risvegliati. Lo capite che noi abbiamo ricevuto la luce dello Spirito Santo? Cristo risplende in noi. Noi non ci possiamo permettere di sonnecchiare. Noi non ci possiamo permettere di incrociare le mani. Tu non ti puoi permettere di sonnecchiare, tu non ti puoi permettere di incrociare le mani. Perché anche se non sai quello che devi fare, ti spremi le meninge e cerchi di capire cosa il Signore vuole dalla tua vita. Abbiamo studiato in queste settimane il risveglio, quando bisogna fermarsi, quando bisogna invece alzarsi e muoversi. Non ne abbiamo scuse. 1 Samuele 30 dal versetto 1. Avete capito tutti? Quando Davide e i suoi uomini giunsero a Tziklag il terzo giorno, gli Amalechiti avevano fatto una razzia nel Negev e a Tziklag. Avevano preso la città e l'avevano incendiata. Essi avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi erano
piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma li avevano condotti via e se ne erano andati. Quando Davide e i suoi uomini giunsero alla città, ecco la città era distrutta dal fuoco, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ainoam e la Jezreelita e Abigail la Carmelita, già moglie di Nabal, erano anch'esse prigioniere. Davide fu grandemente angosciato per la gente, perché la gente parlava di lapidarlo. Avevano tutti l'animo amareggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie, ma Davide si fortificò nell'Eterno, il suo Dio. Poi Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Ahimelech: ti prego, portami l'efod. Abiatar portò l'efod a Davide, così Davide consultò l'Eterno e chiese: devo inseguire questa banda? La raggiungerò? L'Eterno rispose: inseguila, perché la raggiungerai certamente e recupererai senz'altro ogni cosa. Amen. Oggi parliamo di Davide, ma non del Davide che conoscete voi, quello bravo, quello in gamba, quello intelligente, quello spirituale, perché noi sappiamo che uno solo è perfetto, è stato perfetto e sarà perfetto, che è Gesù. Amen? Solo Gesù è perfetto. Quindi anche Davide, diciamo, ha avuto i suoi alti e bassi, tanti bassi, ma tanti alti. È come Bitcoin. Crollano e si riprendono, come la borsa. Davide è così. C'erano momenti in cui crollava e momenti in cui toccava i massimi. Questo è un episodio di quelli dove lui praticamente ha fatto quello che la testa gli diceva. Prima di questo brano, Davide è andato a fare razzia a destra e a sinistra perché aveva desiderio di gloria, desiderio di guadagnare, desiderio di avere il rispetto degli altri. E in questo desiderio, dato che non veniva da Dio, non era un comandamento di Dio, successe quello che successe, cioè gli Amalachiti conquistarono questa città con un nome particolare, Ziklag, e praticamente la distrussero. E presero tutte le donne, tutti i bambini, tutti gli uomini se ne erano andati, quindi nella città erano rimaste solo donne e bambini e animali. Presero tutte e se li portarono. Quando arrivarono tutti, gli uomini si misero a piangere. Gli uomini, non le donne, gli uomini si misero a piangere. Cioè la tragedia era così grande che i maschietti che erano là, uomini che combattevano, che probabilmente chissà quante persone avevano ucciso con vigore, con ardore, con la spada e con la lancia, si misero a piangere. Tutti piangevano, pure Davide piangeva. Arrivato a un certo punto questo pianto finì perché le lacrime sono finite. E nel loro cuore invece sorse un altro sentimento, il sentimento di vendetta, ma non verso gli Amalechiti, ma verso Davide, perché avevano riconosciuto che la colpa della situazione era Davide, ma era veramente di Davide. Era lui che guidava quegli uomini a destra e a manca e loro si fidavano di lui. Che succede? Che Davide si sveglia, ha un risveglio. Quindi il risveglio o avviene per volontà nostra, nel senso che ci alziamo dal nostro letto, ci mettiamo al lavoro, come diceva prima la Proverbi, sonnecchiare un po', incrociare un po' le braccia. Ecco, togliamoci questo incrociamento di braccia, alziamoci, togliamo sta benedette spine, questo benedetto rovo, perché se non lo facciamo noi con le buone, e il nostro essere pigri, dice sempre Proverbi, la tua indigenza come un uomo armato, cioè la tragedia, l'indigenza della tragedia verrà nella nostra vita perché siamo stati pigri e perché non abbiamo curato l'orto, la nostra campagna spirituale, il nostro cuore, facendo e permettendo ai rovi, alle spine di crescere, noi saremo come Davide, a rischio di vita. Spiritualmente
qualcuno ci vorrà lapidare. E il diavolo non trova altro che piacevole questa cosa, non vede l'ora. Perché se noi continuiamo a dormire, a sonnecchiare per i fatti nostri, prima o poi succederà quello che è successo a Davide. Cioè qualcuno dirà, basta, lo dobbiamo togliere di mezzo perché lui è il problema della nostra vita. È stato lui il responsabile. Quindi il risveglio Davide ce l'ha avuto perché era in pericolo di vita. Ho visto io, ci sono state 3 cose che hanno permesso il risveglio in Davide: il pianto, l'angoscia e il pericolo di vita. Ma veramente noi vogliamo risvegliarci piangendo, angosciandoci e mettendo in pericolo la nostra vita spirituale? A Davide è andato bene perché si è risvegliato. E se non ci risvegliamo, diventiamo rinnegatori della parola di Dio. Ce ne andiamo. Questo è un metro, una misura nella nostra vita. Quindi, per avere un risveglio, dobbiamo toccare il fondo qualche volta. E questo fondo Davide l'ha toccato, diventando povero. La città fu distrutta. Diventando l'ultimo, era l'ultimo nel senso che non era più quello che comandava, ma era quello che le stava prendendo. E infine, mettendo in pericolo la propria vita. Versetto 8 dice così, no, versetto 7. Poi Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Ahimelech, ti prego, portami l'efod. Abiatar portò l'efod a Davide. Così Davide consultò l'Eterno. Ora, certamente non è qualcosa che è nel nostro linguaggio, quindi ve lo spiego. L'efod era una specie di vestitino che mettevano i sacerdoti. Non si capisce perché Davide chiede l'efod, perché Davide non è sacerdote. Davide è re, però Davide è anche immagine del sacerdote, cioè di colui che si relaziona con Dio in maniera santa. Davide si risveglia e nella sua mente inizia a capire che deve relazionarsi di nuovo con Dio. L'efod rappresenta Cristo che diventa la congiunzione tra noi e il Padre. Davide ha cercato Cristo sapendo che era la congiunzione tra noi e il Padre. Là si è risvegliato lui. Là ha iniziato a sentire di nuovo la voce di Dio. Il risveglio noi ce l'abbiamo in Cristo. Cerchiamo di non fare lo stesso errore di Davide, che non si è consultato con Dio prima ed è caduto nella rovina. Poi si è messo in ginocchio, ha gridato al Signore e il Signore poi gli ha risposto. Ma l'efod, che è l'immagine di Cristo in questo caso, è fondamentale. Lui è diventato sacerdote in quel momento. Quindi, dopo che si è svegliato lui, come vi dicevo poco fa, va bene, se uno si sveglia e riesce a condividere questo risveglio con gli altri, va bene, ma gli altri devono anche loro alzarsi, anche loro devono liberarsi dalle loro casacche. Davide rappresenta il Cristo che risveglia il popolo. Noi ci risvegliamo quando siamo in Cristo e ci mettiamo con l'anima in pace che dobbiamo fare qualcosa. Non so se qualcuno di voi l'ha mai letto, nel Cantico dei Cantici c'è una frase, viene ripetuta 3 volte. Mi pare che è capitolo 2, versetto 8, non mi ricordo, però sono 3 volte in questo cantico e si dice: non risvegliate l'amata, non risvegliate l'amore mio, finché ella non lo voglia. Sembra un versetto che voglia mettere a tacere l'amore. In realtà non è così. In realtà è tutto il contrario. In realtà non è lo sposo che dice non svegliate l'amore mio. È la sposa che dice non risvegliate l'amore mio finché ella non lo voglia. Cioè finché non è un desiderio mio, non risvegliate il mio amore. Perché? Perché non è il momento.
Ma c'è un momento in cui quest'amore deve essere risvegliato. Il Cantico dei Cantici parla dall'inizio alla fine di amore. E il risveglio viene dall'amore, prima di ogni cosa. Quando noi andiamo a seminare lo facciamo perché abbiamo il desiderio di raccogliere qualche cosa. Io parlo umanamente parlando. Io avevo una bella piantina di peperoncino che ho curato fino alla fine dell'estate, iniziata l'inverno, è morta. Con tutte le cure che io volevo dare, ma non era il tempo. Quindi c'è un tempo per cui va bene riposarsi. Davide ha avuto un tempo di smarrimento, va bene, ma non deve essere sempre così. Cioè la responsabilità di figli di Dio non deve ricadere su una sola persona, su due persone, su un gruppetto di persone. Ognuno di noi è responsabile della crescita personale degli altri, ognuno di noi deve cercare il risveglio. Ognuno di noi deve farlo come Ghe. Io non capisco quelle persone che sono malate e non si affidano alla preghiera perché tanto la preghiera non funziona. Cioè, uno che è in pericolo di vita si butta anche nella preghiera, cerca consolazione nella preghiera. Certuni invece continuano e insistono a cercare soluzioni umane che non hanno nessun fine, che non arrivano da nessuna parte, che ti hanno condannato. E spiritualmente è la stessa cosa, ma perché vogliamo morire spiritualmente? Perché non vogliamo permettere allo Spirito Santo di muoversi nella nostra vita? Ma perché? Non vedete i risultati, ma a voi non vi interessa che non vedete i risultati. Il risultato lo deve vedere Dio, perché dall'alto dei cieli Lui vede meglio di noi, ma noi dobbiamo lavorare. Se noi buttiamo il seme, quel seme cresce da solo. Non dobbiamo stare là ad aspettare che vedere la prima piantina, se no staremo là giorni, giorni e giorni senza fare più niente. Ma il seme ha il suo tempo anche lui. Amen. Amen. Oh. Quindi quando questo luogo qua non è solo un luogo di adorazione, non è solo un luogo dove veniamo tutti insieme e facciamo comunione col pane, col vino, con la parola di Dio, non è solo questo, è anche allenamento nella nostra vita. Perché quello che noi facciamo qua lo possiamo fare a casa, lo possiamo riproporre a casa nel nostro piccolo, lo possiamo riproporre alla persona nel nostro piccolo. Non è che noi facciamo, considerando che il punto centrale del culto è la parola di Dio, ma noi facciamo tanta adorazione, perché le persone hanno bisogno di sentire le preghiere, sentire lo Spirito Santo, perché se no la parola di Dio non la capiscono. Invece noi siamo come i muli, dobbiamo per forza convincerli con la parola, facendo un pochino come Davide però, senza consultare Dio e quindi facendo più danno che bene. Abbiamo dimenticato che è lo Spirito Santo che deve lavorare, ma non nelle persone, in noi prima di tutto. Perché se lo Spirito Santo prima non lavora in noi non possiamo diventare canali di acqua viva per gli altri. Chi c'ha a dare? Davide che cosa poteva dare? Se in quel momento era chiuso il canale che lo collegava al Padre, era chiuso. Ha dato quello che poteva dare, se stesso, carnalità, e ha fatto danno. Più avanti, 1 Samuele 30 dal versetto 17, Davide si attaccò dal crepuscolo fino alla sera del giorno dopo. Davide li attaccò dal crepuscolo fino alla sera del giorno dopo. Nessuno di loro scampò, ad eccezione di 400 giovani che montarono sui cammelli e fuggirono. Così Davide recuperò tutto ciò che gli Amalechiti gli avevano portato via. Davide recuperò anche le sue mogli. Niente andò perduto, né piccoli, né grandi, né figli, né figlie, né bottino, né alcun'altra cosa che avevano loro preso. Davide recuperò tutto. Quindi quando noi finalmente ci colleghiamo con il cielo, noi possiamo recuperare tutto. Non vi fate ingannare da quello che c'è in giro in questo mondo, perché il diavolo, come vi ho detto sempre, vuole metterci paura. Paura della povertà, paura delle malattie, paura che qualcuno chissà che cosa ci possa fare. Il diavolo cerca questo.
e nient'altro. La paura che possiamo restare soli nella vita. Ricordatevi che il cielo è aperto per noi. Abbiamo detto che Cristo risplende su di me, su di te. Se c'è la luce di Dio, noi non dobbiamo avere paura. Paura del diavolo. Amen. Amen. Alleluia. Isaia, Paolo in Efesini prende spunto da un passo di Isaia. Isaia dice al capitolo 60, versetto 1: sorgi, risplendi perché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è levata su di te, poiché ecco le tenebre ricoprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te si leva l'Eterno e la sua gloria appare su di te. Quindi se noi siamo in questa posizione, ma cosa ci frena? Cosa non ci permette di alzarci in battaglia? Cosa non ci permette di allontanare la pigrizia spirituale nella nostra vita? Ma perché? Ma perché? Ma a casa vostra, se vi fa male alla testa, veramente non c'è nessuno che può pregare per voi. Ma veramente non c'è nessuno che si alza e dice: io ho la gloria di Dio nella mia vita, prego io per te. Ma veramente non avete la capacità di imporre le mani e allenarvi a casa vostra con i piccoli dolorini che avete? Perché i dolorini ce li avremo sempre. Sempre. A me già mi fa male la testa. Svegliatevi. Svegliatevi, perché ognuno di noi, quando ci svegliamo, possiamo produrre un vero risveglio. Lo Spirito Santo non si serve solo di uno, ma magari si servisse di uno per risvegliare tutti gli altri, ma gli altri si devono svegliare. Amen. Perché se tutti dormite e uno si sveglia, non fa niente quell'uno. Dobbiamo motivarci, noi siamo figli di Dio. Se ti fa male la testa 365 giorni all'anno, di a tuo marito o a tua moglie: prega per me 365 giorni all'anno. Dice: ma lo Spirito Santo però agisce subito. Ma fatti tua, ma lascialo in pace lo Spirito Santo. Lo sa lo Spirito Santo quello che deve fare, ma tu lo sai quello che devi fare. Ci sono miracoli che il Signore fa subito, ci sono miracoli che il Signore fa nel tempo, perché deve allenare noi. Ma se noi non siamo pronti, perché mai lo Spirito Santo si deve scomodare? Per mezza preghiera che facciamo così veloce veloce. Sorgi e risplendi perché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è levata su di te. Poiché ecco le tenebre ricoprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te si leva l'Eterno e la sua gloria appare su di te. Quindi basta sonnecchiare, perché quello che non è popolo di Dio ha bisogno di vedere il popolo di Dio. Quello che è nelle tenebre ha bisogno di vedere la luce. Quello che è nell'oscurità ha bisogno di vedere le stelle. E in questi tempi brutti, perché sono brutti, e non lo dico solo io lo dico perché lo so per i fatti miei, che lo Spirito Santo ha parlato anche alla mia vita, ma se voi prendete internet e andate a cercare i vari predicatori di questo mondo, sono anche più tragici di me. Ma è vero, i tempi sono vicini. Ma noi che abbiamo gli occhi aperti ce ne dovremmo accorgere, ma non dovremmo avere paura. Dovremmo combattere, almeno spiritualmente. Se non abbiamo il coraggio di metterci la faccia, ma almeno mettiamoci in ginocchio nel segreto della nostra cameretta e imploriamo al Signore di mettere guerrieri, perché anche i guerrieri hanno bisogno di preghiere e di protezione. Amen. Alziamoci in battaglia, basta sonnecchiare, basta stare con le braccia incrociate, perché se no i rovi soffocheranno la nostra vita e la nostra vita spirituale andrà a distruggersi, ecco, usando un termine carino.
Amen. Ci vogliamo alzare allora, vogliamo prendere la spada e la lancia? Mentre il coro, per favore. Facciamo anche la preghiera di guarigione. Va bene? Chi è che ha bisogno? Facciamo un'altra volta, alzate la mano. Dopo, no ora. Mentre passo. Aspettate che anzi prendo l'olio. Amen. Signore, noi vogliamo venire alla tua presenza nel nome di Gesù. Basta sonnecchiare, Signore. Basta, Signore, tenere le braccia incrociate. Signore, vieni, vogliamo essere risvegliati come tu hai risvegliato il tuo servo Davide. Signore, non vogliamo arrivare al momento del pericolo, non vogliamo arrivare, Signore, al momento in cui il diavolo vuole alzare una pietra per lapidarci. Vieni, Spirito Santo, in noi, vieni su di noi, alziamo le mani. Signore, vieni su di noi, Signore. Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo, vieni Signore e vieni ad accendere in me il fuoco, vieni ad accendere in me Signore. Vieni Signore ad accendere in me la vita, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù in questo momento vieni Spirito Santo, nel nome di Gesù, vieni Signore nel nome di Gesù Cristo. Vieni Signore, vieni Spirito Santo, nel nome di Gesù. Vieni Signore eterno, vieni, scendi dal cielo Signore, nel nome potente di Gesù Cristo. Sì, il nostro efod Signore, nel nome di Gesù. Vieni Signore, vieni Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo. Vieni, levati Signore, alzati. Vieni Signore perché noi non vogliamo essere più pigri spiritualmente, non vogliamo essere quelli che sonnecchiano. Vieni Spirito Santo, vieni, noi vogliamo togliere ogni radice, Signore, di spine e di rovi nel nome di Gesù. Vogliamo la nostra vita rinnovata, vogliamo togliere, Signore, ogni cosa che soffoca la parola di Dio nella nostra vita, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome potente di Gesù, Signore. Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù, dacci la conoscenza Signore, dacci Signore la capacità, dacci Signore soprattutto la voglia e il desiderio. Vogliamo vedere i frutti Signore ed essere incoraggiati da questi frutti, vogliamo vedere la tua mano stessa ed essere incoraggiati dalla tua mano stessa, nel nome di Gesù te lo chiediamo. Vieni Spirito Santo, vieni Signore. Non vogliamo permettere al nemico di derubarci, non vogliamo permettere agli spiriti amalachiti di spogliare la nostra casa, di spogliarci, Signore, spiritualmente. No! Nel nome di Gesù vogliamo difendere la nostra casa, vogliamo difendere, Signore, quello che tu ci hai dato nei cieli e sulla terra. Nel nome di Gesù non vogliamo permettere al nemico di derubarci, nel nome potente di Gesù. Vieni Signore, metti in noi lo spirito di Davide, Signore, che ha capito, Signore, quanto danno ha fatto ed ha chiesto l'efod. Anche noi vogliamo venire alla tua presenza, vogliamo, Signore, la tua presenza, la presenza viva di Gesù Cristo in noi, per riconnetterci al cielo. Vieni Signore, soffia su di noi Signore, soffia su di noi Signore. Vieni Spirito, vieni Signore Santo, Santo, Santo. Ti ringraziamo Signore perché tu sei buono, perché tu sei degno sempre. Tu sei colui che ascolta ogni preghiera e ogni supplica, colui che segue i figli nel loro percorso, colui che guarda i passi dei propri figli, dei propri servi e li guida. Grazie Signore perché tu sei buono, tu non permetti mai il male per il nostro male, ma tu vuoi per noi guarigione, vuoi Signore liberazione, vuoi benessere. Grazie Signore perché tu sei buono sempre. Vieni Spirito Santo a guarire il tuo popolo Signore, nel nome di Gesù te lo chiediamo.
Nel nome di Gesù stendete la mano sulle persone che sono davanti a voi e invocate lo spirito di guarigione. Invocate lo spirito di guarigione. Vieni spirito di guarigione. Coraggio, forza. Stendete la mano. Signore, guarisci la persona che è davanti a me. Signore, guarisci nel nome di Gesù. Signore, vieni, guarisci. Tocca le orecchie, Signore, e allontana ogni fischio dalle orecchie nel nome di Gesù. Tocca, Signore, i reni e guarisci i reni nel nome di Gesù. Tocca, Signore, le ossa e guarisci le ossa nel nome di Gesù. Forza! Forza, perché lo Spirito Santo è qui e ascolta la vostra preghiera, la vostra intercessione, la nostra preghiera, la nostra intercessione. Vieni Spirito Santo, guarisci nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo, Signore. Nel nome di Gesù, anche se noi non vediamo con i nostri occhi, agisci, Signore, nel nome di Gesù. Vieni Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo, guarisci, Signore. Guarisci, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Vieni, Signore. Guarisci, Signore. Guarisci, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, guarisci, Signore. Forza che non vi sento. Vieni, spirito di guarigione. Vieni, spirito di guarigione. Vieni, guarisci, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, vieni, Signore. Guarisci, guarisci, Signore. Noi comandiamo, Signore, a questa malattia di andarsene via nel nome di Gesù Cristo. Vattene via nel nome di Gesù. Ubbidisci al Re dei Re, al Signore dei Signori nel nome di Gesù Cristo. Vieni, Signore, passa con lo spirito di guarigione nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù, guarisci, Signore, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, via! Nel nome di Gesù. Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, vieni, Signore. Oh, vieni Spirito Santo, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, vieni, Signore, vieni, guarisci, Signore, ogni mal di testa, Signore, in questo momento, ogni mal di testa cronico, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Stendi la tua mano, Signore, vieni a guarire nel nome di Gesù Cristo. Guarigione, Signore, guarigione e liberazione nel nome di Gesù. Ora, Signore, in questo momento, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, guarisci i pensieri, Signore. Guarisci i pensieri, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome potente di Gesù Cristo, affinché i pensieri non procurino dolore alla mente. Nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù, grazie, Signore. Nel nome di Gesù. Vieni, Signore. Ola riesce snaisera mira mayesne kiriniasha. Indana cara snaisera da kira mayeshi diniasnai. Vieni spirito di guarigione, guarisci, guarisci, Signore. Vieni spirito. Vieni spirito. Vieni spirito. Vieni spirito, guarisci ancora. Vieni spirito. Vieni spirito. Vieni, Signore, nel nome di Gesù. Tocca, Signore, queste orecchie nel nome di Gesù. Via, 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 vattene via, fischio nel nome di Gesù Cristo, ora! Vattene via nel nome di Gesù! Nel nome di Gesù! Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, vieni, Signore! Vieni, Signore, vieni, vieni, io caccio via ogni disturbo di queste orecchie. Nel nome di Gesù Cristo te lo comando e te lo ordino nel nome di Gesù. Vieni, Signore. Gloria a te, Signore Santo, Signore, sei degno di lode, di gloria, di onore, Signore Santo, 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 Signore, sei degno. Vieni, Signore,
guarisci, Signore, questa ferita ancora nel nome di Gesù. Oh, snaisce maramai, slai serante snaine, oh, desce na tirallerante snaine, oh, shadaria snaine, quindi snaine, oh, dia snaine, serafirante snaine, oh, la ravera, shadra, snaine, oh, dia snaine, shalara. Continua, Signore, continua, Spirito Santo, continua a passare, Signore. Vogliamo, Signore, la tua presenza, Signore. Vogliamo lo spirito di guarigione ancora, Signore. Oh Padre eterno, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù noi veniamo come Davide è venuto a te con l'efod. Noi veniamo nel nome di Gesù. Vieni, Spirito Santo, dacci, Signore, indietro quello che è stato rubato nel nome di Gesù, Signore. Intervieni, Signore eterno, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, Signore. Oh, shalala, yes. Oh, yes, my share, che manane yashe ora yashina yesnamai ora ranande sanamai isara yera ora gloria a te, Signore. Aiutaci, Signore, a togliere quelle spine e quei rovi, Signore, ancora. Aiutaci, Signore, perché noi certe volte siamo incapaci, Signore. Aiutaci, Signore, a riportare quella terra, la terra viva, pronta per essere seminata, nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù, Signore. Risvegliami, Signore. Risvegliami, Signore, con il tuo spirito risvegliami. Risvegliami, Signore, risvegliami, Signore, risvegliami, Signore, con il tuo spirito risvegliami.
accompagnaci lungo la nostra strada, liberaci da ogni male e permettici, Signore, di essere benedizione per tutti coloro che ci stanno accanto. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. Grazie, Signore. Tu sei qui.